Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, un caro saluto e un grazie a questa radio che ci consente sempre di vedere un po' le cose nel mondo in maniera molto, molto aperta, molto libera. Allora, abbiamo un ospite molto importante con noi che dovrebbe essere già in linea, che è il professor Germano Dottori. Molti di voi lo conoscono perché spesso è ospite nelle trasmissioni nazionali, televisive, laddove si parla appunto di eventi di geopolitica, ed è anche un caro amico, ci conosciamo da più o meno una trentina d'anni e di conseguenza comunque dagli anni 90, quindi ci diamo del tu. Professore, sei in linea? Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori sintonizzati. Eccomi. Allora, questa trasmissione avremo in questa mezz'oretta, è difficile sviscerare tutto quello che ci sarebbe da dire, visto che in questi giorni sta accadendo realmente di tutto. Quindi io mi limito a dire alcuni piccoli cappelli e poi magari sei tu ad aiutare gli ascoltatori a capire qualcosa in più di tutto quello che sta accadendo e anche dei rischi che questo comporta per tutti quanti. Intanto ricordiamo che il professor Dottori ha scritto un libro sul movimento MAGA e su Trump, che credo sia ancora l'unico testo diciamo non propagandista ma di analisi su questo fenomeno. Quindi la prima domanda riguarda l'interno degli Stati Uniti d'America. Abbiamo visto questo vile attentato terribile contro un padre di famiglia, Charlie Kirk, un cristiano impegnato nel dialogo socratico, quindi a riportare anche approfondimento e logica nella politica e anche nel mondo giovanile, studentesco, eccetera, al di là delle propagande ideologiche. Questo assassino ha avuto un impatto enorme sull'opinione pubblica americana e anche internazionale. Abbiamo visto che in America c'è stata una risoluzione bipartisan in memoria di Charlie Kirk che è passata alla Camera con 310 voti a 58 e si è aperto un acceso dibattito, questo sia là che qua. Quindi io volevo chiederti, Germano, come valuti questa cosa che è accaduta e che tipo di impatto, al di là di quello che come cristiani, come civiltà occidentale, che è un impatto culturale molto importante, sul piano geopolitico, essendo emerse molte reazioni forti, eccetera, cosa cambia nel mondo MAGA, nel mondo conservatore, anche alla luce delle... In generale, cosa sta accadendo in America, anche in base alle politiche dei dazi e geopolitiche di Trump, cosa accade in America anche in vista delle elezioni di mid-term. Allora, intanto grazie per avermi invitato e grazie anche di questa domanda che in realtà include moltissime questioni, grosso modo quelle più importanti della politica interna americana, poi c'è anche un aspetto che concerne quella commerciale, quindi una parte dei rapporti tra l'America e il resto del mondo. E dal mio punto di vista, noi abbiamo assistito il 10 settembre scorso a un altro grave episodio di violenza politica che purtroppo non è estranea alla storia degli Stati Uniti, che è costellata di omicidi eccellenti, senza risalire all'assassinio di Lincoln, però in tempi moderni abbiamo avuto quello di Kennedy, ma dal mio punto di vista quello che è accaduto a Charlie Kirk ricorda molto più da vicino il tentativo di assassinio che venne compiuto ai danni di Ronald Reagan, che era da pochissimi mesi arrivato alla Casa Bianca. Ogni tanto degli sbandati che hanno facile accesso alle armi, negli Stati Uniti ci sono ben 140 milioni
di armi diffuse tra la gente, siamo quasi a livello di un'arma ogni 2-3 persone, e diciamo diventa molto difficile tenere sotto controllo la situazione. Che poi il sospettato, il principale sospettato, abbia un profilo psicologico labile, questo pare evidente da tutto quello che è emerso relativamente al suo background e alla sua storia. Però questo, diciamo, soffermarsi sulla figura dell'omicida, sulla sua psicolabilità, sarebbe riduttivo ai fini dell'interpretazione di quello che è accaduto, se non tenessimo conto del clima culturale che si è venuto a creare negli Stati Uniti e che probabilmente ha contribuito non poco a impressionare la testa di questa persona che ha deciso un gesto tanto grave e tanto estremo, che molto probabilmente condurrà alla morte anche lui. Mi sembra molto difficile che lo Utah, che è uno stato, diciamo, molto conservatore e che è stato, tra le altre cose, il primo stato americano a reintrodurre la pena di morte quando questa possibilità venne ammessa dalla Corte Suprema negli anni 70, ecco, mi sembra molto difficile che quest'uomo possa scampare all'esecuzione. Sì, però al di là di questo, più che, diciamo, il soggetto, poi io ho una visione anche, chiaramente per me Charlie Kirk è un martire, anche solo le parole che ha detto della Madonna, eccetera, quindi alla fine per me, come nella storia, l'esecutore di un delitto è forse la componente meno interessante rispetto invece a quello che un evento di questo tipo può significare, non solo per le cause che ha avuto, ma soprattutto per gli effetti che sta avendo e che avrà. Ma certo, condivido assolutamente, ma infatti stavo cercando di arrivare al punto che l'assassino probabilmente non si sarebbe mai risolto a un gesto del genere se dietro tutto questo non ci fosse stato il forte, aspro duello che lacera l'America tra coloro che sostengono i valori della cancel culture e del wokeism e quelli che invece, come Charlie Kirk, lo avversavano. Poi tra l'altro la gravità ulteriore di quello che è accaduto sta nel fatto che non solo Charlie Kirk era l'esponente, il portatore e il testimone di una visione diversa, una visione alla quale penso di poter dire ci sentiamo più vicini noi in particolare, ma l'idea di colpire un metodo, perché Kirk parlava, Kirk interrogava e si faceva interrogare, cioè si metteva alla pari dei suoi interlocutori a qualsiasi platea lui si rivolgesse. Quindi in qualche modo tutto questo non ha colpito soltanto i valori che Charlie Kirk cercava di testimoniare e di promuovere, ha attaccato il metodo, e questa è una cosa tristissima che peraltro si riscontra non di rado quando l'idea è quella di innescare un ciclo di violenze. Io temo che questo assassino proprio questa cosa intendesse fare o abbia inteso fare, cioè innescare una dinamica di azioni e reazioni che tende poi a precipitare l'America in uno stato, non dico di guerra civile, ma di aspra contrapposizione interna, che è una cosa di cui francamente gli Stati Uniti in questa fase non hanno in alcun modo bisogno. Poi evidentemente tutto il mondo è stato fortemente colpito da quello che è accaduto, perché è stato documentato da video semplicemente impressionanti. Noi abbiamo visto il momento in cui è stata tolta violentemente la vita a un uomo, con profusione purtroppo di dettagli. Questo ovviamente ha instillato. Ma abbiamo assistito anche a tremende reazioni che dimostrano come la vita
da un certo mainstream ideologico, quindi anche da una certa corrente di pensiero, l'umanità non venga più considerata, perché qui stiamo parlando di un giovane papà di famiglia con bambini piccoli, e come veramente la pietà in certi casi non esista più, laddove la persona viene vista solo come esponente di una corrente di pensiero avversa, e questo, se vogliamo, un po' pericoloso, poi noi ci ricorda altre stagioni di sangue che abbiamo vissuto, gli anni di piombo, eccetera. Certo, Comunque, certo. secondo te, dal punto di vista del... Io prego e spero che la guerra civile non ci sarà, perché in questo periodo ho avuto modo di conoscere, dico la verità, non lo conoscevo prima, il pensiero di quest'uomo era un pensiero talmente profondamente cristiano che credo che non svilupperà un moto di vendetta, ma semmai un moto di maggiore adesione al cristianesimo. Questo spero e mi auguro, quindi spero che la guerra civile, almeno quella, si eviti. Ma dal punto di vista della situazione interna verso le elezioni di midterm, come sono messi i conservatori, l'effetto delle politiche sia estere che i dazi, eccetera, come vengono visti in America, come vengono visti in Occidente, lo sappiamo dalla stampa, ma come vengono visti là? Prima di rispondere, ovviamente, volevo aggiungere il mio punto di vista e la mia totale adesione alla considerazione che tu hai fatto, cioè quello che è accaduto attribuisce un eccezionale valore di testimonianza a tutto quello che ha fatto e ha detto, di cui probabilmente noi oggi qui in Italia non saremo a conoscenza se non fosse avvenuto questo orrendo omicidio. E alle volte questo è il paradosso. D'altra parte i cristiani questa cosa la sanno bene, perché il messaggio cristiano parte dalla tragedia della croce, no? Nel momento in cui la morte per mano violenta da parte di qualcuno attribuisce uno spessore straordinario al messaggio. È un po' quello che abbiamo visto. Scusami, permettimi, Germano, tra l'altro questa cosa mi colpisce, perché lui, che era un promotore del dialogo socratico, Socrate fu ucciso. E poi Gesù Cristo, che lui ha sempre messo come centro della propria testimonianza, quindi più di una volta l'ha detto, che questo, molto prima della politica, c'è una frase che lui ha detto, appunto, che non sarà la politica a cambiare il mondo, ma l'adesione a Cristo Salvatore, che questa era anche la cosa più importante che lui riteneva del proprio messaggio, fa di lui un testimone, un martire, e lo possiamo vedere sia sul piano cristiano, ma anche sul piano proprio del metodo, come dicevi tu, visto che il suo metodo era quel dialogo che è all'origine del pensiero occidentale, della cultura filosofica occidentale, quindi della nostra civiltà. Certo, e della democrazia, la Grecia. Sì, sono completamente d'accordo, e di contro dall'altra parte, dalla parte dell'assassino, diciamo così, mi pare abbastanza evidente la presenza di un riflesso totalitario, no? Per cui a un certo punto tutto ciò che è diverso, tutto ciò che non piace deve essere soppresso e non deve avere cittadinanza. Questo è quello che si è visto. Mi pare comunque e che abbiamo visto che è un seme che è abbastanza diffuso, insomma, non solo in America. Certo, purtroppo questo è un grande problema di questa stagione della storia e anche di questo periodo del confronto e della dialettica politica tra le forze più conservatrici e moderate e quelle che invece nel nome del progressismo poi in realtà molto spesso promuovono agende che non vanno nella direzione del progresso e del miglioramento della condizione umana, ma tutto il contrario. È paradossale, ma purtroppo è spesso è vero, così. e poi, esatto, poi tra l'altro
il metodo che adottava Kirk, in qualche modo, pur essendo chiaramente lui appartenente a uno dei due poli di pensiero, era proprio quello del dialogo e del confronto e non della polarizzazione a cui assistiamo di un dialogo tra sordi, e quindi questo ancora in qualche modo era ancora più dirompente rispetto all'attuale modo di far politica, quantomeno in Occidente. Ecco, io adesso allargherei lo sguardo un po' al resto del mondo, perché mentre diciamo l'America si trova in questa situazione, noi vediamo un sacco di movimenti, oltre alle guerre ben note, l'Ucraina, la Terra Santa, e anche tutti i movimenti, droni, eccetera, tutto quello che le cronache ci dicono quotidianamente, avvengono anche delle cose che storicamente sono molto significative. Mi riferisco anzitutto all'incontro che c'è stato, ad esempio, tra l'Arabia Saudita e l'Iran, che rende, diciamo, la mappa regionale meno binaria di prima, perché questi erano i due grandi oppositori, e soprattutto a questo coinvolgimento del Pakistan, questo accordo tra Arabia e Pakistan che ricordiamo è un paese di oltre 190 milioni di abitanti dotato di bomba atomica, che il Pakistan ha dichiarato che il suo arsenale nucleare potrebbe essere reso disponibile alla difesa saudita in certe circostanze, come garanzie regionali. Questo cambia tanto sul piano del mondo multipolare, ma in qualche modo ci spaventa, perché in qualche modo vediamo che il mondo islamico, che insieme alla Cina era uno di quelli per cui Trump voleva rendere più forte un'alleanza, diciamo, di tutti i paesi di tradizione cristiana, quindi anche i suoi accordi con la Russia sono sempre stati visti anche in funzione di difesa da questi possibili pericoli, però ecco, vediamo che di colpo, se si crea un mondo arabo, pakistano, iraniano dotato d'atomica, insomma, il mondo cambia. Dimmi tu, perché io non so cosa dire, mi pare che sia un fatto storico veramente rilevante. Allora, diciamo questo, mentre l'avvicinamento tra sauditi e iraniani mi ha sorpreso non poco quando si è verificato, questo tra Riyadh e Islamabad invece mi appare un pochettino più naturale, nel senso che il Pakistan è riuscito a dotarsi di un arsenale nucleare anche grazie al supporto finanziario saudita, senza il quale non sarebbe andato molto lontano. Quindi diciamo una forma di cooperazione c'è. D'altra parte politicamente sono retti da persone e forze che comunque interpretano una visione molto teocratica, no? della politica. I sauditi hanno una monarchia di diritto divino che somiglia molto a quelle che avevamo in Europa ai tempi dell'Ancien Regime. Il Pakistan è una cosa un po' diversa, perché c'è un regime al potere di natura, diciamo così, sostanzialmente militare, con le forze armate e i servizi segreti che tuttavia si fanno garanti anche del carattere islamico della politica dello Stato. Insomma, quindi c'è una certa convergenza tra i due. Il Pakistan è prevalentemente sunnita, quindi nel mezzo ci sono l'Iran e l'Afghanistan, che hanno caratteristiche diverse sotto questo punto di vista. Comunque è un fatto che stava nelle corde. Quello invece che è sorprendente è la convergenza che si è verificata tra sauditi e iraniani, che comunque secondo me va considerata, diciamo,
come uno sviluppo interessante e come l'espressione di un tentativo saudita di crearsi uno spazio attorno più tranquillo, ma mi pare difficile che la spaccatura che esiste nel Medio Oriente e nell'Asia meridionale più in generale tra coloro che sostengono l'Islam politico e coloro che l'avversano possa essere superata tanto facilmente. Ecco. Vediamo quello che accade e anche le vicende esterne contribuiranno a spingere in una direzione o nell'altra. C'entra secondo te l'attacco a Doha? Israeliano a Doha? Stavo pensando in realtà anche a questo, perché l'attacco subito dalla dirigenza di Hamas, ospite del Qatar, sembra che sia stato sfruttato per il momento dal Qatar per provare ad appianare le divergenze con gli altri paesi della regione e in qualche modo reinserirsi. Il Qatar comunque è un caso assolutamente peculiare, perché è un paese che sostiene attivamente la causa dell'Islam politico, supporta la fratellanza musulmana di cui è ospitato anche il leader in casa, sfrutta a metà il più grande giacimento di gas del mondo con l'Iran, quindi si trova diciamo in una posizione particolarissima. In più ha sul proprio territorio una base aerea americana e una base navale di straordinaria importanza, che è una delle chiavi di volta della strategia di presenza americana in tutta la regione. Quindi se ha senso parlare di politica multivettoriale per uno Stato, ed è una cosa che abbiamo detto di tanti paesi, dell'India per esempio, io credo che questa cosa qui si applichi alla perfezione al Qatar. E poi andando quindi abbracciando l'interezza del mondo, abbiamo visto che nelle scorse settimane c'è stata una telefonata tra Trump e Xi Jinping, ci sono nuovi discorsi commerciali, colloqui, c'è un rafforzamento dei BRICS, ci sono... Insomma, mi sembra che il mondo stia cambiando tantissimo. Poi uniamo ovviamente tutto il discorso dell'Ucraina, il discorso di questa visita, cioè è successo di tutto queste settimane, questa visita trionfale, insomma, c'è stata un'accoglienza che ha sconvolto tutti, mai vista, dei reali inglesi nei riguardi di Trump, che anche questo sicuramente un significato geopolitico ce l'ha. Il ruolo dell'Unione Europea che sembra un granellino di sabbia o se vogliamo un vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, però nello stesso tempo un granellino di sabbia su qualunque tentativo di accordo di pace. Insomma, tutto questo comporta un cambiamento mondiale e io ti chiedo quanto questo ci avvicina, secondo te, alla pace o alla possibilità invece di un'eventuale escalation involontaria o volontaria che ci porti a quel famoso punto della storia in cui questa guerra a pezzi possa diventare una guerra ad alta intensità. Allora, tanti gli argomenti trattati. Io nel risponderti partirei da un paio di considerazioni secondo me centrali. La prima, che gli Stati Uniti sono ancora e rimarranno per un bel pezzo il paese più importante del mondo, la prima potenza di questo pianeta. Quindi quello che accade dentro l'America e il modo in cui l'America si rapporta al mondo sono decisivi. La seconda cosa, in questo momento negli Stati Uniti ha al potere un'amministrazione che è guidata da un uomo di pace. Può piacere o no, può stupire o no, ma Trump è un uomo che come obiettivo si è dato quello di eliminare o chiudere in qualche modo le guerre che sono in corso. Sta facendo
tutto quello che può in questa direzione, anche accettando la logica del compromesso, cioè partendo dalla considerazione che esistono conflitti in cui è coinvolto direttamente o indirettamente l'Occidente, che possono essere conclusi soltanto accettando il fatto che non si possa pervenire a una vittoria totale, ma si debba accettare qualche cosa, come si direbbe, di subottimale, un compromesso che in qualche modo sia accettabile per tutte le parti coinvolte. Questo riguarda soprattutto il conflitto russo-ucraino, ma può essere esteso anche a quello che capita in Medio Oriente, che a me pare Trump viva come un forte fattore di disturbo, perché è un desiderio degli Stati Uniti quello di allontanarsi dal Medio Oriente, ma se il Medio Oriente rimane infestato e interessato da una conflittualità pesante, è chiaro che l'America non può voltare le proprie spalle a Israele e debbono rimanere gli Stati Uniti ingaggiati nella regione, cosa che implica il consumo di risorse politiche che Trump vorrebbe dedicare ad altro. Che Trump voglia un ordine internazionale pacifico lo prova tutto, anche l'interlocuzione che lui sta intrattenendo con la Repubblica Popolare Cinese, che pure viene considerato un rivale sistemico degli Stati Uniti, ma con cui Trump vuole venire a una qualche forma di accordo, a partire dal commercio per poi andare anche oltre. Io ho da tempo l'impressione che Trump abbia una specificità sua, oltre diciamo la preferenza per la pace rispetto all'esportazione dei valori americani, e cioè l'idea che il mondo possa essere ristrutturato su sfere di influenza, al centro di ognuna delle quali potrebbe o dovrebbe esserci una potenza con cui gli americani trattano e cui gli americani delegano in qualche modo il controllo di una parte del pianeta, visto che l'America da sola non è più in grado di gestire, neanche vuole in realtà gestire gli equilibri globali. Questo mi pare che si possa dire. Sui BRICS, adesso il nostro tempo è in scadenza, purtroppo, un peccato, perché veramente questi sono temi, però io spero veramente di poterti avere ancora. Adesso abbiamo fatto una panoramica, magari faremo delle trasmissioni più puntuali in maniera che tu possa approfondire massimamente. Adesso abbiamo fatto un po' un discorso complessivo. Io ti ringrazio tantissimo anche della speranza che dai, per cui tutti in qualche modo, noi come Umanitaria Padana siamo per la costruzione della pace, per l'amicizia tra i popoli. Domani diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori, come sempre saremo presenti sul prato di Pontida per riaffermare sempre il valore della pace e della solidarietà tra popoli. Quindi io ti ringrazio tantissimo di questi preziosi interventi, anche della speranza che ci dai, che in qualche modo l'America possa, l'America guida Trump, riuscire a pacificare una situazione pericolosa. Magari la prossima volta parleremo un po' anche di questa Europa che stranamente è la più fragile di tutte, ma la più guerrafondaia di tutte. So se vuoi chiudere con un saluto, anche tu, con una battuta. Ti ringrazio tantissimo. Assolutamente, intanto ancora una volta ringrazio te per questa opportunità che mi hai dato, saluto anche gli ascoltatori e auguro loro uno splendido weekend anche sul prato di Pontida. Grazie mille Germano Dottori, grazie infinite. A te, arrivederci. Avete ascoltato Umanitaria